E adesso, come è giusto che sia, si fa girare la palla e si fanno correre a vuoto i 10 uomini rimasti. Andiamo! Che si deve ripetere? Già non ci siamo. So, in grigio, perché in grigio mi ricorda cose, maglie belle. Shh. Fuori gioco. Raspadori, dobbiamo parlarne poi live, quindi lasciate i like, iscrivetevi al canale e poi ci vediamo live. Chiaro? Chiarissimo. Bravo Raspa! Bravo Raspa! Fani, la prossima. Bravo Lobotta, mamma mia. Provaci tu, c'hai lo spazio. Non hai tirato. Raspato. No! Perché Lobotta non ha tirato? Raspa fuori. Veramente non capisco con tutto questo spazio Lobotta che non ha tirato. Comunque quando tu non prendi la palla difensore e ho tirato già il rigore lo stesso. Come regola proprio del calcio. Di Lore, stai attento. Occhio. Bravo Lozano. Vai, buona. Occhio Rachmani, occhio. Maronnami. Bravo Rachmani, maronnami. Cammazz. Aspetta, fuori gioco forse. Mannaggia. Male. Aspetti, Lorenzo che lo mantiene in gioco, ma non sta davanti al portiere. Mamma mia, brutto fallo. Signori. E so due. È Blind prima e Alvarez dopo, al contrario. È buono. Un calcio di punizione Zielinski, quello là che poi sta di Lorenzo da solo e non... Beretta! Si fanno più falli loro che il Torino. Vai, prenditela Kvara. Ha provato subito! Kvara, che grande idea. Madonna mia, un pelo dal palo, il pelo. Buono Olivera, Marone, Raspadoro! Di testa! Poi questo pure va spiegata. Che bello, il cross di Olivera. Che bello. Io ho fatto anche un sondaggio sul mio canale Telegram che trovate in basso in descrizione su Raspadori e Simeone e chi mi risponde lo sa. Bello il movimento di Lozano, mi sa. Andiamo a vedere perché si trovava Lozano prima punta. Vedi, lui taglia ed è bravo Raspa ad andare dietro. Bello. Meno male perché Lozano era in fuori gioco. Ma che è? Spalletti con sta cosa? Un time out? Un coniglio? Ma che cos'è? Volano i meme. Meret, bravo. Perché questi assaggiano qua? Che abbiamo fatto? Attaccano proprio in tanti loro, mamma mia. Attenzione, Meret. Raspa. Però non ci sto. Perché hai scusato tutti quelli dell'Ajax e il fallo di Raspadori subito giallo? Non ci sto. Bravo Lobo, bravissimo. Di Lorenzo, ascoltami bene. Meno male che c'è sta Kim. Di Lorenzo, ascoltami bene. Bravo Lozano. Se ne aiuto. E poi il famoso tiro che cade a terra che ci diceva Gattuso. Tira e cade. Secondo me Lozano deve andare a Valencia da Gattuso. È l'unica cosa. No, niente. Non è successo niente. Adesso Anghissà si leva le ciabatte perché capisce che sta in Europa. Si mette le scarpette e aumentiamo di livello. Bravo Raspa, quella cosa che ha portato al primo gol di Anghissà ieri, insomma, avete capito? Kvara, vabbè, ma troppo lontano, Kvara, troppo lontano, dai. Bravo Lozano, se ne aiuto. Buono, Kvara. Bravo Lobo. C'è il buco a centrocampo. No, l'uscita di Meret, un po' in ritarduccio, ma... Attenzione! Brutto fallo su Zielinski! Bella palla di Kim. Bravo Lozano di prima. Chissà, ti sei portato il 3 appresso. Quello è il regista difensivo. Lanciamo. No, Kim. Vai, Anghissà, vai. Scarpette. Vai Kvara. Ce l'hai. No, non ce l'aveva. Ce l'aveva prima. Kvara cicca. Kvara, ma non di Lorenzo! Senti
sentimi a me. E poi c'ho pure una Tuzzo che mi ha detto attenzione ai calci piazzati che il Napoli ne deve approfittare. Io tengo la community più bella del mondo. Kvara assist. Sono proprio contento per Di Lorenzo perché potevi fare la fase difensiva, amore mio. Sei molto più attaccante che difensore, basta. Kvara, che pennelluccio di Kvara, bravo Giovanni. The skipper. Braccia Baldini, questi sono schemi fatti in allenamento. Bravo Di Lorenzo, a fase difensiva. E sapiate pure fallo. È tutta una questione di ascoltarmi e di lasciare like. Tutta una questione. Vuoi vedere che Di Lorenzo si è guadagnato una giornata di riposo con la Cremonese? Chissà, con questo gol, un po' di riposo. No, perché gli fa così male? Proprio brutta gamba tesa sulla caviglia. Questo è da check. Tadic lo sa bene, ecco perché va a parlare, lo sa bene che se lo controllano. Vedi, Kvara sta dicendo, vieni a vedere Tacchetta che hai fatto, è asciutto proprio sangue sicuramente. Come giallo, dice Spalletti, no ma questo è rosso, questo devi controllare. In Europa ti fanno battere la rimessa laterale dove si batte? Ah beh, che capo che te ne Schroeder, sai da risere. Un cavocchione da... Bravo Dilo. Vai Lozano. È buono! Si rischia colpo di gol! Mannaggia. Secondo potenziale assist per Lozano. Vai Kvara. Vai. Bravo Lozano. Buono. Raspa. Bravo, l'ha recuperata Raspadori. Lobotka, sei un mostro. Fallo. Yes! Così, europei. Non fa fallo, raccomando. Bravo, compagno. Bravissimo. Palletti ha richiamato Di Lorenzo. Pensa un poco, che cose assurde. Aiuto ancora. Quanta gente che ci sta in aria. Bravo Lobotta. Vai Zambo. Vai, ci sta Zielinski, sei solo. Di sinistro. L'assist di Anghissà con le scarpette. Che meraviglia. Raspadori che Anghissà, perché Raspadori è leader anche lui. Bravo Zielo. Colpo di testa di Bobotta, Anghissà 2 volte, ma con la sponda di Raspadori, perché Simeone non giocherà mai più. Ora un gran tiro di Zielinski, se vogliamo. Ma così deve andare. Ci sono napoletani con le cose buitoni, che bello. Ok, è il momento dei like e non me ne frega proprio com'è finito. Questo primo tempo merita dei like. Me ne date 900? Dai. Napoli, tu mi devi dare il tempo di andare a fare l'editing. Anghissà si è messo le scarpette. Mi sembra evidente. E quindi vedi un po' macilla esagerata. Raspadori. Me ne vado. Mamma mia. Niente, non è successo niente. Bravo Olivera. Sta giocando bene Lozano, mi piace. Lo botto quando tu fai. Bravo Lozano. Wow, cambio rimesso, proprio l'Europa. Anghissà. Olivera di testa. In difesa ovviamente. Vabbè, ma voi lo sapete di cosa sto parlando. Poi Kvara. Raspa. Ecco, Anghissà per pochissimo non ci arriva. Bravo Rachmani. Meret, un po' troppo, un po' troppo. Sono la Tadic. Kim. Lobotka sta facendo l'Anghissà, il Lobotka e anche il Zielinski. È proprio... il Raspadori, il dai e vai. Se ne chiudo Lozano. Ma qua devi ammonire, devi forse espellere. Niente. Mamma mia. E quello se ne andava solo lui. Vabbè, non fa niente. Ha perso palla Lobotka, ma mi metto a piangere. Kim. Di Lorenzo. Rachman. Safa Maron. Fuori. No, si è fatto male Kvara. Mamma mia. E questo è Tadic che ha fatto l'altro fallo. 2 falli con la gamba tesa e non viene espulso mai. Gli ha scassato la caviglia. Guaglione te ne vinto un anno per questo. Secondo pallone perso da Lobotka.
Niente, niente, lo segnaliamo perché non li perde mai. Colpo di testa in difesa di Oliveira, il secondo buono. Fallo! Non ha preso la palla, non è vero. Bravo Meret, come parata in uscita e come lancio per Lozano che va stretto addosso a quello. Stretto significa straight, cioè direttamente, e capite? Bravo Lobo. Dai Ndombele, fanno un fatto da centrocampista centrale. Kvara no. Fate riposare a Kvara, lo stanno solo facendo male. Fatelo riposare, non è la giornata giusta. Bravo Lozano. L'1-2. Kvara. Non è giornata. E quando non è giornata, perché non era giornata, lo potete dire tranquillamente. E Kvara fa l'1-2 con Raspadori, che si becca anche l'assist. Resiste a tutte le mazzate. Che meraviglia. I like aumentano a 1926. 1926 like senza alcun dubbio. Bello il passaggio di ritorno di Raspa. E poi qua vedi che lui resiste al contrasto. Ed è freddo. Mamma mia che meraviglia. È un mostro. Calma. I tifosi hanno sbandierato bandiera bianca praticamente. I fazzolettini bianchi si arrendono. Vogliono che finisca qua. È un segno, un segnale. Segnale forte. Vai Ndombele, vai. Continuano a fare falli di frustrazione. Ma questo è Reitzinger. Ve lo ricordate Reitzinger? Terzino del Milan. Non bello. Bravo Simeo. Politano che sorride con Sirigu. Il gruppo. Bello Ndombele. Vai Lozano. Fuori. Alta. Kudos. Gente che se ne va perché ci sono. Andatevene ai coffee shop. Grande Simeone. Bravo Anghissà. Con le scarpette. Tira forte a porta. Perché non hai tirato prima? Rachmani. Maronnami. Bravo Kim. Bella Ndombele, bravo Simeo. Anche Sciuponi. Si deve dire il Napoli che noi conosciamo. Bravo Simeone. Bella lotta con questo Bessai. Se ne chiude Elmas. Niente? Ndombele. Vai Lozano, vai. Elmas fallo, dai, le mani in faccia, basta. Tadic, ciao. Espulso. No, ma dovevi essere espulso prima. Non certo per questo. Anche per questo facciamo 3 cartellini già. E l'IF se l'è guadagnato. Vediamo se poi c'è un po' di anche di Se ne vanno via tutti. E l'IF è il Mas. E adesso, come è giusto che sia, si fa girare la palla e si fanno correre a vuoto i 10 uomini rimasti. Un Napoli spettacolare al 75esimo, Tutti questi passaggi calmi. Si arriva al cross di Lozano per Di Lorenzo. Mannaggia. Ottima prova di Oliveira, ottima. Vai Lozano. Fuori. E voglio sapere che gli ha detto Starace alla botta. È la cosa più importante. It's going down. I'm yelling timber. You gotta move. You better dance. Tonight. You won't remember. I need the one. È uscito Timber, per questo cantavo. Mamma mia, Simeo! Nel silenzio generale c'è un assist di Ndombele e c'è un gol da vera prima punta di Simeone. Baciati il coso. Questa esultanza è un po' più rabbiosa, Grande gol di resistenza, di anticipo, di senso del gol. Ndombele fa un assist che non la sa nemmeno. Boom! Bravo Simeone. Aia, fa male, così fa male. Goal check perché? È buono, non scherziamo. E Zanoli. Zanoli, yes! Da Starace come ride. A chi va la fascia? A Meret. Con bacio. Come se la ride Starace. Capucchio. Il capucchione è Schroeder. Se ne chiude Zanol.
Se n'è andato Zaniolo completamente, 2 di loro si è fatto. Il passaggio. Calma. Gaetanino. Bella palla di Elmas, vai Anghissà. Vai Elmas, mamma mia. Vinicissimo. Olivera sta sempre là. Ma di quanto è uscito, mamma mia. Bello Simeone. Lo Zanuccio, manchi solo tu. Edgar Davids. Se la ridono. Wow, Anghissà si è lanciato da solo. Vai Zanoli, un bel cross. Esatto per Dombele. Ma non attraverso. Non ho più spazio, capite? Non so. Ancora Zanoli. Eppure questa di Simeone ce la dobbiamo scrivere. Questo minuto di recupero è proprio ridicolo. Fatemi andare a fare l'editing. Qua ti devi fare ammonire perché stai facendo i falli a raffica. Kudus, dai. Ti ha perdonato una volta. Basta, rinunciate. È finita, dai, è finita. È un Napoli europeissimo, mamma mia, com'è forte. Andiamo a parlarne live, penso che i like... Ah, c'è un po' anche di Maretta finale, i like passano a 2500. Vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.